Quando vi sposate e quando andate a vivere insieme? E waiu! Ciao, benvenuto a bentornati sul canale Super. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, primo Q&A di questo canale. Q&A. Lo sai che cos'è? No. Come Q&A, lo diciamo stesso la parola. Question ed answer. Sì. Domande e risposta. Vi ho lasciato un box sul mio Instagram che vi invito a seguire, Superallan5, vi lascio il link qui sotto in descrizione, dove appunto vi ho chiesto di farci alcune domande sia personali che di coppia. È il mio primo domande e risposta che faccio sul canale, me lo sono conservato per un po' di tempo e ho visto che mi avete anche abbuffato di domande, quindi oggi abbiamo un bel po' di cose da dirvi. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al contenuto, iscrivetevi al canale, arriviamo quanto prima possibile ai 100.000 iscritti e soprattutto commentate qui sotto con altri video che vorreste vedere su questo canale. Quindi detto questo io partirei. Curiosoni. Amo telefono. E vai, ciao, finite il video. Allora, c'è da dire che io non me le sono proprio lette, quindi le andiamo a leggere in diretta insieme. Non so proprio a cosa andremo incontro. Allora, la prima domanda, Andre Korch ci chiede: come vi siete conosciuti? Proprio una delle domande classiche, non è l'unico infatti ad avercela fatta. Come ci siamo conosciuti? Come ci siamo conosciuti? Boh. Allora, è una storia un po' particolare in realtà, perché vabbè, noi siamo dello stesso paese. Posso dire una cosa? Allora, a Luca fa se abbiamo i microfoni. Cioè, Perché se non funzionano, sta mettendo tempo. Abitiamo nello stesso paese, però non ci eravamo mai frequentati, non ci eravamo mai conosciuti, neppure amicizie in comune ci avevamo. Però l'ho notata diverse volte per strada. La cosa proprio che mi ha Ma a fatto... te non ti ho mai notato, devo dire la verità. Vabbè, non avevo dubbi, ovviamente. No, veramente, cioè non è che mi ricordo di averti visto, capito, prima. Io invece sì, comunque stavo con un'amica che poi è diventata poi anche amica mia in un treno, eppure stavo prendendo lo stesso treno e appena la vidi mi dice tu accelo cazzo. O così dissi, Bellissimo. ma non so come, l'ho trovata su Facebook, che all'epoca si usava Facebook, e c'erano delle foto che mi piacevano assai, l'ho sempre detto con i capelli corti, vabbè, se c'è fotografia a casa, alla fine non so, ci tanti anni fa, le mamme nostre, quando si erano sposati, fiore in mano, babbo. No, vabbè, le fotografie a bimbi minchia, ma pure tu avevi certe foto da bimbo minchia proprio, Comunque niente, la contattai, ma fatti il tuo sangue per 2 anni, cioè andavamo anche, manco a farla apposta, nello stesso posto in vacanza. Un anno solo siamo andati allo stesso posto, mamma mi vedi che non... E però mi cagate proprio, cioè io con tutte le cose scrivevo che cose mi cagava proprio. Ma tutto sangue per 2 anni comunque, siamo stati 2 anni così a parlare su Facebook inutilmente. No, praticamente lui mi contattò, secondo me mi aveva visto in questo treno, che non mi ricordo nemmeno. Comunque mi contattò, io non l'ho risposti la prima volta. Poi passano tipo 1 anno e mi contattò un'altra volta. E io mi pare che pure non ti risposi quella volta, ma non lo so perché. Non lo so. Chi te la sente? Ma chissà sento. E poi dopo ancora un altro anno ti risposi. Ci mettiamo a parlare, scambiamo il numero di telefono. Vabbè, per le ricariche. E quell'anno in cui io l'ho risposto, lui venne in vacanza dove sono andata io. Non mi cagate. No, però comunque non l'ho cagato perché, cioè non l'ho pensato perché non mi diceva niente là per là. Perché teneva queste foto a bimbo minchia. Comunque ragazzi, così ci siamo conosciuti. Vabbè, siamo conosciuti. Non chiamo troppo a lungo perché capivo quante domande ci hanno fatte. Vai. Allora, passiamo subito alla seconda domanda. Chi ha detto per prima ti amo? Io non mi ricordo. Tu. Io, ovviamente. Sì, perché c'ho anche un video. Quale video? Il video quando me l'avevi detto. Com'è? Tutto Sì. registrato, Sì. Perché? Già all'epoca, già 11 anni fa. È un video che c'ho su Facebook che mi esce ogni anno praticamente. E in cui tu mi dici queste cose. Stavamo nella piazzetta qua giù. No, quella, l'altra. Ok. Dice Andre, come Giovanni come fidanzato? Che non posso rispondere. Mamma. A me me l'hanno fatta domanda, quindi ritieniti fortunata, se no partiamo oggi prendiamo rimane. Spieghi, Sono troppo bravo. Come sono qui invece? No, vabbè, allora un po' pesante nel senso, non come fidanzato, proprio come persona. Ma che cazzo dici? Così se ne pensare che sono? No, ma ha detto no come fidanzato. Ma pure come persona. Vabbè, però, cioè, devo dire la verità, è molto simpatico. Cioè, come lo vedete veramente, no, ma a parte gli scherzi, veramente, come lo vedete nei video, così è veramente. Infatti lo subisco tutti i giorni, a tutte le ore del giorno. Praticamente se si deve fare un discorso serio con Giovanni, non si sa mai se si sta facendo il discorso serio o sta scherzando. Oppure c'è una cosa da capisci fatto. No, perché il problema è quello, il problema è che fai sempre il discorso
discorsi scherzosi, tra virgolette, non prendo mai le cose sul serio. Normale, Anche quando sono cose serie, comunque c'è una finalità scherzosa, giusto? Normale, sono Peter Pan, eterno bambino. Vabbè. Però no, devo dire la verità, è un bel ragazzino. Vabbè. Allora, una delle domande, tante domande che ci hanno fatto: pensate di fare un bambino? Avete intenzione di avere dei figli in futuro? Vabbè, rispondiamo singolarmente. Ovviamente io sì, probabilmente non è ancora arrivato il momento, però sì, anzi, su TikTok a volte mi escono dei video di bimbi. Ma tu sei un bimbo. È normale, quindi penso un po' che facciamo è un possibile figlio. Comunque io lo mando a lei. Diciamo, i vari video che mi escono su TikTok, dei bambini, le scimità che fanno, oppure tipo i padri che insegnano ai figli a giocare a pallone, che poi ci vuole a me che mi impara a giocare a pallone. Ah, poi dice, una palla posso fare pure così, non è che la gente è forza Ronaldo. Comunque mi hanno detto quando è. E non solo, anche ad altre amanti. E come fai? I figli in giro per il mondo, fallo con uno e basta. E certo, ci fai la squadra di pallone. Può fare solo con una persona. Tu invece? Io invece anche io sono proiettata ad avere figli, ma non ora, in futuro. Pensavo non con lui. Allora, Simoncino invece ci chiede: Gio, quante volte porti Roberta allo stadio? Ma in realtà non troppe. È capitato nell'ultimo anno, forse 2 volte già che l'ho portata. Però non capita spesso perché quando vado allo stadio o è impegnata lei con altre faccende sue, oppure perché io porto altri ospiti, vado con altre persone. Però comunque gli piace andare allo stadio. Ma tu ce la porti? Sì, mi piace andare allo stadio, però non è che ci rimango male se magari non mi dovesse portare qualche volta. Carlo fa una bella domanda. Carlo Sasso, vediamo se anche tu resti di Sasso. Cosa ti ha fatto innamorare di Giovanni? Però seria, sincera. E che? Ma deve essere seria. E tu? No, te l'ha fatta a te la domanda, non a me. Allora, la sua simpatia e anche un po' la sua bellezza, che comunque è carino. Bello guaglione proprio. No, però la sua simpatia di più, che comunque quando siamo insieme ridiamo sempre. Facciamo come il video di Giuseppina. Ma si scema? Non sanno niente. Allora invece Francesco ci chiede: in 11 anni che state insieme c'è stato qualche periodo no dove vi siete lasciati o allontanati? Allora, partiamo per sposi, i periodi no esistono, cioè stanno per tutti quanti. Però lasciati proprio no. Allontanati c'è stato un periodo in cui ci siamo guarda a fama, fai paura. Vabbè, c'è stato un periodo no. Sì, vabbè, no, ma pure più di uno no. Cioè, quelli no, no però ci quello sono là in stati. cui proprio ci siamo allontanati, che ho dovuto riconquistarti. Ah, sì. Lasciassi il tuo sangue. Cioè io non solo avete il tuo sangue per quei 3 anni che come avete sentito non mi ha risposto, ma cagato, mi ha pensato proprio. L'ho dovuta riconquistare 2 volte, l'ho dovuta conquistare una volta. Cioè, ma quello mi dovrebbe riconquistare sempre. Che urn. È normale, scusami, perché dovresti dare per scontato a una persona? Ma tu a me scusa, no? Ma io mica ti do per scontato, chi l'ha detto? Ma boh, sicuro non è che mi conquisti. Ma chi te deve conquistare? F. Pelliccia, qual è stato il momento più bello che avete vissuto insieme? Allora parto io. Allora ci sono stati molti momenti belli insieme. Allora secondo me tra i più belli ci metto sicuramente le varie vacanze, ma che non sono solo quelle estive, metto anche quelle là diciamo invernali. I viaggi invernali abbiamo fatto tra Londra, Parigi, Madrid, abbiamo fatto varie mete dove comunque ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti un sacco, soprattutto stiamo solo io, quando stiamo solo io e lui, e comunque ci dobbiamo affidare alle nostre competenze linguistiche, cioè le mie. È normale, ci parla inglese, tu no? Ma tu non sai però capire quello che ti dicono. E il momento più bello è secondo me quello della proposta di matrimonio. Per me, perché vabbè, per chi ha visto il video, se non ve lo siete visti recuperatevelo sul canale. Per chi ha visto il video c'è stata tutta la preparazione che c'era dietro quella proposta, tutti che ha già avuto a fare per arrivare poi a fare quella proposta. Quindi diciamo quello è stato il momento più bello. Anche per me è stato quello perché... Perché hai avuto l'anil? No, perché a parte che era una cosa proprio totalmente inaspettata. E infatti mi chiamasti scemo. Si scemo. Ma faccio scudare il faccio, tu lo avevo appena cango all'altare. E vedi, anche questo è un motivo per tenere su gli animi. Ma ci sta cagando. Comunque era proprio una cosa totalmente inaspettata e poi è stata proprio, diciamo, quell'estate molto bella. Che abbiamo fatto? Poi siamo andati a Mykonos, siamo proprio divertiti quell'estate, quindi è stato proprio bello. Tutto... Bellissimo, saranno venuti un cuofo nei soldi quell'estate. Vabbè, bellissimo, non ci capite niente quell'estate. Ma che ce ne frega dei soldi? I soldi vanno e vengono, all'altro, a me vanno solo. Incredibile, non bene mai. L'importante è divertirsi, essere in salute, vivere la vita, perché la vita è una sola. È una sola, bisogna viverla al 1000%. Cioè quella veramente è stata proprio una bella... Un bel momento. Uno dei momenti più belli. Luca Durante ci fa questa domanda: avete mai fatto sesso? No. Amo, ma che sono queste domande? No. Hai 11 anni che ci frequentiamo. Ci vado a fa.
Chi è il più bravo a letto? A dormire lui, perché lui dorme, cioè si mette nel letto, crolla, russa, cioè, ma nel giro di pochi secondi. Ma è normale, se sto stanco, sì, no, invece... ecco. Allora stai sempre stanco. Matteo Roberto, non so quale nome, comunque dice: avete tatuaggi? Se non ne avete, ne farete mai in futuro? Allora no, non abbiamo tatuaggi negli NL, però ne vorrei fare uno, cioè in realtà più di uno. C'ho anche in mente quale, c'ho anche in mente dove, però non lo posso ancora dire perché se lo vado a fare farò ovviamente anche un contenuto, un video su YouTube, che sarà il mio primo tatuaggio. Però il fatto che mi frena è la paura, cioè mi metto a paura gli aghi, voglio. È proprio fifone. No, cioè, sono Giovanni, agofobico. il cane fifone. Sono agofobico, così si chiama la gente che hanno paura il lago. Io una volta no, svanetto mi metterò anche svanetto. Quindi questo è il motivo per cui. Però c'ho un paio di tatuaggi che sono anche belli significativi. Anche io uno lo farei, ma giusto uno che mi rappresenta, ma non... Tatuati la mia faccia sulla schiena. Così mi porti sempre con te. No. Rebecca invece ci chiede un atteggiamento che ti dà fastidio dell'altro. Mamma mia, che mal di collo che c'ho. Ma che atteggiamento hai visto? A me quando se la prende, che sapo pure che magari ti sto pazziando, ma alcuni c'hanno non si è ancora imparato. A me quello mi dà proprio fastidio, cioè quando se la prende ancora, che dico certe cose, io ovviamente lo faccio apposta, cioè già so i punti su cui... Ma se già li sai, potresti anche evitare, no? E tu lo potresti pure evitare di incazzare inutilmente troppo 11 anni. No, perché se a me dà fastidio significa che a me dà fastidio pure se pazzingo perché la cosa. Comunque guarda, quando sto con te ti parlo sempre napoletano. Il napoletano è una lingua. Vabbè, comunque, una cosa che mi dà fastidio di te. Che sei troppo bella e quindi tu guardi tu, che stai a dicere? No. Anzi, scusa, se ti guardano tutti, sono fiera della persona che c'è a fianco. Vabbè. Una cosa che mi dà fastidio è, scusa, ci devo pensare, sa? Allora, che in fondo sei un po' egoista. Maron, ma non è vero. Ci pensi solo al lato, no a me. Carlo Silv ci chiede: con quale coppia vi piacerebbe collaborare? Quindi diciamo una domanda più a livello social. Allora, ultimamente abbiamo collaborato, ma più che una collaborazione è amicizia con Andrea e Giuseppina, con Fius e Giuseppina. Siamo stati pure alla Spa, non so se vi siete visti il video. Abbiamo fatto anche tanti altri video insieme che vedrete prossimamente. Vabbè, ci divertiamo molto, però siamo molto amici. Sì. Più che collab. Una collaborazione che mi piacerebbe, allora a questo punto a livello social, Luca Campolunghi e Alice Muzzo, che è un'altra coppia del web. Loro sono molto bravi. Vabbè, Luca lo conosco tanto perché comunque pure lui gioca alla YouTuber League, quindi è ambito sportivo pure lui. Però non abbiamo mai avuto modo in realtà di fare manco un video insieme io e lui. Ma chi è? Lo ti spiego. Diego Armando Maradona mi chiede: hai mai leccato i piedi a Roberta? Allora, leccato no, però baciato e accarezzato sì. Possiamo togliere, diciamo, questa credenza che chi tocca oppure gli piacciono i piedi deve essere per forza feticista. Cioè, allora vi dico una cosa, come la penso io, Cioè, mi piace qualsiasi parte del corpo di Roberta, forse pure più di lei, cioè nel senso pure più di lei del suo corpo. Per esempio, se i piedi ci fanno schifo. I piedi piacciono più di me. No, è a buia, poi lo spiego proprio in italiano, Roberta. Allora, mu sei proprio feticista. No, vabbè, comunque avete capito, mi piace qualsiasi parte del corpo, quindi, cioè, come se ci toccasse la schiena, capito? La schiena, da ci toccare, non quello. No, a me i piedi fanno proprio senso, ma poi i piedi tu. Comunque un sacco vogliono un baby Super Allan, un Super Allan Junior. Ma lo sentiamo a fare. Sconosciuto chiede: Roberta, cosa ne pensa del tuo lavoro? Allora, io penso che ognuno debba fare ciò che più gli aggrada. Bravo, ciò che più gli aggrada, ciò che più gli piace. Cioè, indipendentemente da ciò che l'altro può pensare. Tu per esempio fai il pagliaccio al circo e non ti ho mai detto niente, mi piace. No, nel senso io non sono nessuno per giudicare il lavoro altrui, anzi a me fa piacere che l'altra persona stia bene praticando ciò che gli piace fare. Quindi sono contenta che lui comunque piano piano si sta sempre di più ambientando in questo mondo. Personalmente se lo dovessi fare io mi sentirei un po' a disagio perché non mi sentirei portata a farlo. Ma quanti domande stanno? Allora ragazzi, facciamo una cosa, un altro paio le leggo. Seguitemi su Instagram SuperAllan5 perché magari un altro domande e risposte pure magari imbarazzanti, scomode lo rifarò, però più in là. Conservatele pure per un'altra volta perché veramente sono una marea. Marco Schiavone ci chiede: avete mai litigato per cose inutili? Sì, praticamente sempre. Cioè non ci appiccichiamo per una cosa utile. Bravo, cioè, per una cosa diciamo che per cui ha motivi.
Per cui c'è un senso logico litigare. Niente. Però non me ne ricordo nemmeno, sono talmente scemo. Per esempio mi ricordo manco il coso futile. Per esempio pure tu quando te la prendi per cose inutili oppure Ancora, dove sto fare? Non ci appiccichiamo una cosa, passiamo una domanda roba. Diverse persone, non so per quale motivo, ci hanno chiesto quando vieni in Puglia? Ci voglio venire, sinceramente, ma non solo per fare video, ma proprio perché la Puglia è bellissima. Vabbè, noi ci siamo stati. Siamo stati a Gallipoli, però in vacanza, per poco tempo. C'ho anche in mente qualche altro video da fare in Puglia, già l'ho detto, un'altra attività, magari scrivetelo qui sotto nei commenti, vediamo chi indovina. Ultima domanda, Aiu, ultima domanda che è quella là più gettonata. Quanto ce l'ha lungo Giovanni? No, stavo scherzando. L'ultima domanda. Anzi, in realtà è l'ultima, però sono due insieme. Le metto tutte e due insieme. Quando vi sposate e quando andate a vivere insieme? Sono proprio le due che vanno a braccetto, perché sono quelle là più gettonate. Allora, spieghiamolo una volta per sempre questa cosa. Ovviamente non scendendo troppo nei particolari. Quando vi sposate, ho fatto la proposta di matrimonio, fin qua ci siamo, un anno fa. E spiego anche il perché feci quella proposta, in realtà l'ho spiegato anche in quel video. Feci quella proposta perché mi trovavo come in una sorta di bivio. In che senso? Era il 10° anno ufficiale di fidanzamento. Quindi la mia testa mi disse: o le chiedi di sposarti o APN. Proprio sinceramente, detto sinceramente, perché sono due le strade, no? A 10 anni, se vuoi farle un regalo bello, importante, o la appendi perché non provi più niente, oppure cerchi di costruire qualcosa di più importante perché provi così tanto che le fai un regalo bello, cioè in realtà vi fate un regalo bello. Questa fu la strada che decisi di percorrere io e che ripercorrerei, anche se, come qualcuno di voi può pensare, giustamente, che non sapete tutti i fatti, perché ancora vi dovete sposare? Allora, probabilmente siete ancora piccoli per capire determinate cose. Quando crescerete, pure noi siamo cresciuti, l'abbiamo capito col tempo, è difficile, cioè proprio è difficile. La gestione un po' di tutto. Sì. Incastrare un po' di cose, è proprio difficile. La proposta resta, l'idea resta, però ad oggi diciamo che tra virgolette, tra molte virgolette, passa un attimo in un secondo piano rispetto invece a quando andrete a vivere insieme. Cioè almeno per me viene prima quando andrete a vivere insieme piuttosto che quando vi sposate. Sì. Noi è come se fossimo già sposati, perché guai 11 anni, cioè siamo praticamente cresciuti insieme. La questione casa è quella che più è quella che più mi preme in questo momento, perché siamo arrivati secondo me a quel punto, cioè lo sentiamo proprio, cioè arrivati a quel punto, magari quando vi fate più grandi, ripeto, arriverete pure a voi a quel punto di dire: voglio i miei spazi, voglio stare con lei o voglio stare con lui più tempo al giorno, mettiamola così, ma per tanti motivi, non solo per quello che state pensando in questo momento. Cioè niente. Allora, perché non andrete ancora a vivere insieme? Stiamo valutando varie possibilità. Sì, andare sotto al ponte. Cioè, stiamo scegliendo un attimo quale ponte. Quale ponte andare? Sotto quale ponte possiamo rifugiarci, diciamo. Quindi questa è la questione del perché non andiamo ancora a vivere insieme. Cioè, stiamo vedendo in realtà, stiamo valutando questa situazione bene. Poi non è che si fa dall'oggi al domani. No, cioè, è proprio una cosa difficilissima. Ma anche il matrimonio, qualsiasi cosa, non è che dall'oggi al domani. Passano anni, cioè la proposta c'è stata. Senza considerare i soldi che ci vogliono, perché 2 o 3 anni anche per raggruppare un po' di money. E fare quello e quello. Quindi niente ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, è un video diversissimo dal solito perché siete soliti vedere vlog, esperienze, video sul campo, tante cose. Stavolta mi sono voluto dedicare un poco a voi perché spesso mi fate tante domande e quindi ho fatto questo domande e risposte, spero che vi siete divertiti, spero che ho risposto bene alle domande che mi avete fatto. Le vostre curiosità. Esatto, seguiteci su Instagram. Seguite solo a lui, non mi seguite a me. Perché magari mi potrete fare anche altre domande per i prossimi video o me ne potete consigliare tanti altri. Quindi nulla ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!